Addio a Cesare Nosiglia, vescovo di Vicenza per 7 anni. Negli ultimi tempi aveva problemi di salute, prima ricoverato in ospedale e poi in un hospice a Chieri per il peggioramento delle condizioni respiratorie, è tornato alla casa del padre. Ho appreso qui durante il viaggio missionario in Thailandia, mi trovo infatti a Chiang Mai nella parrocchia di Lampung dove operano i nostri missionari. Ho preso la notizia della morte del vescovo Monsignor Nosiglia, che ha condotto anche la nostra diocesi di Vicenza per alcuni anni. E è una triste notizia, noi la accogliamo in questo momento anche con un animo riconoscente al Signore per il suo servizio che ha svolto nella diocesi di Vicenza. Lo affidiamo alla misericordia del Padre perché possa partecipare alla gloria dei santi e così come è stato il suo episcopato nella nostra diocesi molto attivo, molto intenso, possa essere anche nella vita spirituale presso il Padre un amore che può condividere pienamente con il mistero della Trinità Santissima. Lo ricorda così il vescovo Giuliano Brugnotto, impegnato nel suo viaggio missionario in Thailandia. Cesare Nosiglia aveva guidato la diocesi di Vicenza dal 2003 al 2010, poi era stato arcivescovo di Torino fino al febbraio del 2022. Membro del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, era nato nel 1944 a Rossiglione, nella zona di Genova. A Vicenza era arrivato il 6 ottobre del 2003, dopo le dimissioni del vescovo Pietro Nonis. Il suo episcopato viene ricordato per la grande attenzione per i lavoratori e per le famiglie in difficoltà. Fu lui a inaugurare il Museo Diocesano il 19 febbraio del 2005. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di venerdì 29 agosto nel Duomo di Torino. Invito tutta la diocesi a raccomandare l'anima di Monsignor Nosiglia al Signore in questi prossimi giorni e avremo modo anche noi in diocesi di celebrare una Santa Messa di suffragio.